L'auto, un Opel Agila, era già segnalata. Più volte era stata vista nelle zone residenziali il sospetto che all'interno ci fossero dei ladri. La notte scorsa l'auto è stata intercettata da una pattuglia dei carabinieri di Nervesa della Battaglia. Alla vista dei militari il conducente, invece di fermarsi, ha premuto sull'acceleratore e si è dato alla fuga. Immediatamente ne è nato un inseguimento fra le strade di Ponzano. Raggiunto il comune di Paese, l'auto sospetta con a bordo 4 persone in un incrocio non ha rallentato e a folle velocità lo ha attraversato andando ad urtare contro la vettura di un giovane rimasto leggermente ferito. La corsa dell'Opel è terminata poco dopo. L'automobilista si è schiantato contro la recinzione di un'abitazione. Uno dei fuggitivi è rimasto leggermente ferito, 3 sono stati fermati dai carabinieri. Si tratta di giovani albanesi. Il guidatore è stato arrestato con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali e omissioni di soccorso. Questa mattina si è svolto il processo per direttissima, arresto convalidato con obbligo di dimora in un comune del Trevigiano. Inoltre non potrà uscire nelle ore notturne. Gli altri 2 sono stati denunciati, mentre una quarta persona è riuscita a scappare. Le indagini ora dei carabinieri per identificare il fuggitivo. Spetterà ai militari dell'Arma verificare ed accertare se 4 fossero una banda di ladri pronta a colpire.